giunge l'ora del via. Il gruppo multicolore si muove compatto nell'ordine stabilito dal sorteggio. Subito i migliori cercano di portarsi in testa per affrontare la dura salita della Crespera in posizione favorevole. In tribuna stampa si comincia a prendere nota delle notizie comunicate per altoparlante. Intanto Gianneschi si barucci nel plotone e transita per primo sulla rampa con tutto il gruppo alle spalle. Nel tentativo di cambiare rapporto, il tedesco Junkermann perde l'equilibrio e arruzzola per terra, fortunosamente evitato da quelli che lo seguono. Niente di grave per fortuna, ma per lui la corsa è praticamente finita perché non vedrà più il plotone di testa. I primi giri sono compiuti ad andatura moderata e 3 italiani vigilano nelle prime posizioni. Sono Fabri, Filippi e Nencini. Appare chiaro che Proietti ha affidato a ciascuno degli azzurri un compito ben definito e che essi controllano perfettamente la situazione, pronti a sventare qualsiasi fuga. Evidente è il compiacimento dei nostri giornalisti, tanto più che ora Filippi è in fuga con il belga Van Counter, lo svedese Wikström e l'inglese King, con una quarantina di secondi di vantaggio. Sventata questa fuga che ha fatto aumentare notevolmente la media, assistiamo all'impresa solitaria del belga Van Looy, il cui tentativo preoccupa gli azzurri che immediatamente organizzano l'inseguimento. In questa fase si distingue Ponzini, che è tra i più energici e si sta mettendo in viva luce. E acciuffato prontamente il belga, la corsa entra nella sua fase risolutiva. Con uno scatto improvviso, 3 uomini hanno lasciato di prepotenza il gruppo. Sono l'italiano Nencini, il francese Rudissé e il danese Andresen. Il toscano, sicuro di sé, si prodiga generosamente per sfiancare i suoi avversari, ma la situazione per noi non appare troppo favorevole, perché se non gli riuscirà l'azione di forza, un arrivo in volata potrebbe presentare grossi pericoli. È per questo che Filippi e gli altri azzurri si alternano rabbiosamente al comando del protoncino dei più immediati inseguitori, per essere pronti a dar man forte al compagno di squadra. Così, nel corso dell'ultimo giro si ricompone un plotone comprendente una trentina di corridori, tra cui 5 azzurri. Quando tutti pensano ad una soluzione in gruppo, Filippi e Nencini sorprendono gli avversari e si presentano soli sul rettilineo d'arrivo. 2 azzurri dunque come già Varese si contendono di successo in volata ed è Filippi che precede di una macchina Nencini. Gli sportivi italiani sembrano impazziti di gioia ed inscenano una grandiosa manifestazione di simpatia ai 2 magnifici ragazzi che hanno tenuto alto il nome dell'Italia. Vincitore e secondo arrivato si abbracciano commossi e anche Rodoni vuol porgere il suo affettuoso ringraziamento a chi ha saputo rinnovare stupendamente le gloriose